Allora oggi che facciamo? Tagliolini? Allora ti va bene così? Tagliolini, panna, champignon? Pourquoi pas les tagliatelles? Perché il tagliolino è Qu'est-ce que c'est simpatico. tagliolini? Tagliolino è la tagliatella più piccolina. Ah, c'est bien, c'est bien. E quindi panna, prosciutto, un po' di prosciutto, un po' di materia grassa. Moi, je veux pas de prosciutto, hein. Serve? Non, tu me mets pas pour moi. Vabbè. Ah, panna Anne. e champignon e piselli. Non, Ti faccio un piatto. Guarda, tu ti non, fidi di je me? n'aime pas la Ti pizza. fidi di me? Non, non, piselli, je n'aime pas quand tu mets dans n'importe quoi d'ailleurs, je n'aime pas quand tu mets. Ti fidi di me? Non, j'aime le piselli avec Come? le, Ah, roba la cucina mia avec ti le, piace, avec, ma non posso fare di mai. non, non, avec le riso piselli, mais sans ça, avec les pâtes, pas du tout, je n'aime pas du Me tout. sei su magnifico. Non. Ni le fromage, je supporte pas le fromage, c'est pas que j'aime pas. Voilà. Andiamo a cucinare. Voilà. Allora ragazzi, oggi facciamo tagliolini, non vi preoccupare, non vedi. Allora, tagliolini con un po' di prosciutto, panna, funghi champignon, putrusine, un po' di Uè, facciamo questa situazione qua. La prima cosa andiamo praticamente a lavare i nostri funghi e quindi tagliarli a pezzettini. Allora ragazzi, abbiamo tagliato i nostri funghi che adesso andremo a cuocere in padella. Abbiamo messo in padella un poco di olio, andiamo a mettere un po' di burro, aiuta a dare più sapore. Andiamo a mettere adesso i gambi del prezzemolo, perché il prezzemolo andremo a utilizzare un bel po'. Ok, quindi facciamo lavorare praticamente a fuoco basso il burro che si scioglie e quindi anche i gambi del prezzemolo che subito perdono il loro olio essenziale e quindi il tutto si insaporisce. Ok, tra qualche secondo buttiamo i nostri funghi. Voilà. Andiamo a inserire praticamente i nostri funghi che facciamo praticamente girare un po' in modo che tutti i funghi allora facciamo cuocere per un 2-3 minuti. Quando sono appassiti possiamo anche togliere già adesso il prezzemolo, ormai ha fatto il suo lavoro, quindi a fuoco un po' più vivace facciamo perdere l'acqua dei nostri funghi, dopodiché aggiungeremo un po' di cipolla e il prosciutto, ok, una fettina. Abbiamo aggiunto ovviamente un po' di sale, un po' di pepe. Adesso durante questa fase che loro cacciano praticamente la loro acqua andremo ad inserire le cipolle, ma giusto un poco di cipolla, in modo che la cipolla non la prendiamo, la prendiamo un po' più callosa, perché non tende a bruciarsi, però comunque il suo gusto lo dà sempre. Andremo ad aggiungere una bellissima manciata di prezzemolo, bella a quantità, a soddisfazione. Prezzemolo rigorosamente pezzettato a mano, ve lo dico sempre, molto importante. Adesso facciamo evaporare tutta l'acqua, ok, introduciamo il nostro prosciutto, facciamo cuocere per un paio di minuti e dopo mettiamo una bella quantità, un bel bicchiere di vino, così si insaporisce tutto, vino bianco o rosé. Io ci metto lo champagne,
Voilà. Quando vedete che si sta prosciugando il tutto, allora inseriamo il prosciutto. Bene mischiata, facciamo andare il prosciutto sul fondo in modo che si cuoce. Tu vorresti di pisello, cioè di grifa, proprio a fine del mondo, però il prosciutto si scioglie, quindi non noi, i piselli. No. Magari state dicendo, ma lui ha detto che il prosciutto non lo vuole, quello se lo mangia, lo rompe solo i coglioni, io già lo so, perché quello se lo mangia sempre il prosciutto. Voilà, fatelo bello insaporire, no? Sempre a fiamma alta, Allora, per quanto riguarda le spezie, è meglio inserirle sempre poco alla volta, quindi abbiamo inserito il prezzemolo adesso, poi andiamo a inserire lo champagne, durante la fase dello champagne andiamo a inserire un altro po' di prezzemolo, poi quando andremo a inserire la panna andremo a inserire un po' di basilico. Tutte le spezie quando vengono messe a distanza differenti lasciano un sapore differente e quindi automaticamente poi il piatto diventa tutto particolare. Voilà, arrivati a questo punto, champagne. Cacio beviamo champagne però. Voilà, champagne e putrusine. Prezzemolo, facciamo asciugare lo champagne, gustiamo di sale per vedere se sta bene o ne necessita, quindi casomai aggiungiamo un po' di sale, un po' di pepe, casomai serve, e poi la panna ed è finito così il sughetto. Voilà, arrivato a questo punto che tutto il vino si è sfumato, la panna. La panna l'abbiamo messa, un po' di sale ci voleva, un po' di pepe l'abbiamo messo, facciamo cuocere per 1 minuto circa e aggiungiamo a vasmanicola, un basilico sempre rigorosamente spezzettato a mano, non giriamo, lo mettiamo solo sopra, mettiamo il coperchio perché così il basilico caccia tutto l'olio essenziale e praticamente tutto il sughetto profuma di basilico. Voilà, basilico messo, spegniamo e no, perché lo spegno? E pensiamo alla nostra pasta. Voilà, mettiamo il sale, a più tardi. Lanciatina di prezzemolo alla fine, del parmigiano reggiano per guarnire l'interno di questo sughetto fantastico, una guarnizione fatta con il basilico, che cosa vuoi di più? Voilà, abbiamo quindi passato la nostra pasta, come vedete questo è per 2 persone, però io cucino una volta al giorno e quindi me la faccio avanzare anche per stasera, che sicuramente Elio non la mangia, però io sì, in modo che non cucino più volte al giorno e lasciamo il tempo di fare tante altre cose. Bella, una bella 2 minuti di cottura a fiamma alta, la pasta è pronta e quindi siamo più pronti per rimpiattare. Voilà. Ragazzi, piatto pronto, logicamente quello è mio, questo è di Elio, vedete quando ci sta per stasera che si riscalda e si mangia. Buon appetito a tutti e buonissimo, provatelo a fare. Ciao ciao a tutti.